Oggi ennesima giornata di formazione per l'OPI di Agrigento. L'OPI, diciamo così, ormai viene riconosciuto come un ente sussidiario dello Stato, per cui la funzione è cambiata in questi anni e noi con piacere siamo impegnati in un percorso formativo che naturalmente vuole portare a conoscenza alcuni argomenti importanti per la nostra professione. Uno di questi è la responsabilità infermieristica. Come tutti sappiamo ormai, diciamo così, la professione infermieristica viene riconosciuta come una professione intellettuale, per cui in questo ambito dove si muove l'infermiere, ovvero l'assistenza, bisogna promuovere quelle che sono le responsabilità anche dell'infermiere, per cui oggi c'è questa bella giornata formativa. Abbiamo dei relatori importanti, interessanti, che sicuramente arricchiranno il bagaglio di conoscenze dei nostri colleghi. Oggi la figura dell'infermiere ha assunto proprio una forma di grande responsabilità nell'ambito sanitario, e questo chiaramente implica che ci si deve attivare ed essere consapevoli del comportamento da adottare in tutte quelle che sono le situazioni di denuncia che oggi effettivamente continuano ad aumentare in maniera considerevole. Quindi è necessario che l'operatore sanitario, in questo caso l'infermiere, abbia la consapevolezza di quelle che sono le conseguenze e quindi una grande capacità di reagire correttamente a tutte quelle che sono le conseguenze che potrebbero derivarne, soprattutto adempiendo, e questo credo che abbia una valenza assolutamente necessaria, dell'avere una assicurazione professionale, perché poi è questo che necessita ai fini di una difesa sia nell'ambito di un'azione di risarcimento del danno in sede civile che in sede penale. Quindi grande consapevolezza e responsabilità da parte dell'operatore sanitario, assolutamente. È una problematica abbastanza interessante che oggi sicuramente più di prima diventa un tema abbastanza dibattuto, soprattutto per quanto riguarda la posizione infermieristica, vista comunque l'evoluzione sia in campo normativo che giurisprudenziale, che ha riconosciuto sicuramente una grande autonomia alla professione, anche in un contesto di lavoro d'equipe dove l'infermiere non è più un semplice subordinato del medico, ma ha assunto addirittura una posizione quasi essenziale e cruciale nell'ambito del processo assistenziale, considerando anche i rapporti talvolta invece di quasi direttivi nei confronti di altre figure professionali come quello dell'OSS. Quindi sicuramente la responsabilità dell'infermiere oggi ha assunto una sua connotazione specifica e la normativa, ripeto, e anche l'evoluzione giurisprudenziale ne sta tenendo conto. Quindi sicuramente una delle problematiche di maggiore rilievo che in questo momento si va svolgendo in ambito sanitario, per cui sarà particolarmente interessante trattarla.